Poi, Sars amici friulans, un mandi a tutti. Cari amici friulani nel mondo, un cordiale saluto a tutti dall'Ente Friuli nel mondo, dal Consiglio direttivo, dai dipendenti e da tutti noi che qui lavoriamo a Udine per voi. Un altro anno è passato, 2012 è trascorso velocemente, non è stato uno dei migliori anni sicuramente, ma ogni anno, quando arriva Santo Natale, noi ci facciamo gli auguri sperando in un anno nuovo. È stato un anno difficile, non solo per noi friulani, ma per tutta l'Italia, per tutta l'Europa e direi anche per il resto del mondo. La scarsità dei mezzi, i problemi di crisi economica sono stati enormi, però c'è una cosa da dire, anche con pochi soldi, se le idee sono buone, sane, se la volontà c'è, se la creatività esiste e la determinazione anche, saremo in grado anche l'anno prossimo di realizzare cose importanti. Perché sapete, l'economia, diciamo, i soldi non fanno gli uomini, però l'uomo fa l'economia. Anche se è stato un anno difficile, abbiamo fatto delle cose piuttosto importanti. Abbiamo ripristinato i contatti con tutti i focolari del mondo, siamo stati a visitarvi in molte parti, le altre le faremo l'anno prossimo, anche compatibilmente con le poche disponibilità finanziarie che abbiamo, però la presenza di qualcuno di noi nelle vostre zone, nelle vostre terre, nelle vostre nazioni, ho visto è una cosa estremamente importante che riallaccia l'attaccamento alle radici. Siamo qua per lavorare per voi, noi siamo un ente che dà servizi, diamo i servizi con i mezzi che abbiamo, ma con tanta volontà e con tanta determinazione. Saremo a vostro fianco anche l'anno prossimo. Quindi non perdiamoci di coraggio, diamoci da fare, rimbocchiamoci ancora una volta le maniche, perché noi friulani siamo maestri nel dare l'esempio agli altri. Quindi fiducia, determinazione e guardare al futuro con estrema fiducia. Un grande abbraccio a tutti, un buon Natale, un buon 2013 e, come vi dicevo, rimaniamo uniti, rimaniamo attaccati alle nostre radici, lavoriamo assieme per il bene dei nostri figli e della prossima generazione. Un mandi a tutti, un abbraccio forte a nome di tutti i friulani del Friuli e del mondo.